Questo programma è offerto da Aspiag de Spar. Buonasera, bentrovati a Primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite questa sera, davvero è arrivato proprio ieri dalla Cina e ne siamo davvero felici di poterlo ospitare, l'assessore all'agricoltura, alla caccia e alla pesca della Regione Veneto, l'assessore Giuseppe Pan. Buonasera assessore. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Come va? È stanco? Ma dai, sono Il un po' fuso ripreso. orario deve ancora... Sono 7 ore, però dai, sì, ogni tanto si ha qualche colpo di sonno, ma poi si va avanti, si passa. Senta, è la prima volta che lei viene a trovarmi in questa trasmissione, sì, è un piacere che sia venuto perché parleremo di tante cose, parleremo ovviamente per quanto riguarda l'agricoltura in Veneto, parleremo dei cinghiali, parleremo del vino, parleremo della caccia e della pesca, parleremo del maltempo, insomma abbiamo un'oretta e mezza di tante belle cose che sicuramente i nostri telespettatori ascolteranno molto volentieri. Prima però abbiamo anche l'assessore Luciano Contini che viene sempre a trovarci, sentiamo cosa ci racconta. Grazie per la linea Giorgio, un saluto a tutti voi in studio, naturalmente a chi ci segue da casa. Noi per mesi qui al Minuto Politico abbiamo tentato di parlare di politica, ma senza mai riuscirci. Tutto questo grazie naturalmente al nostro ospite, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio. Fermo Ciano, senz'altro, grazie per le tue parole, sono davvero rasegnata, sono odorato, grazie. Chi? Sono odorato. No, onorato credo che sia. Onorato. Perché non era un complimento, perché è la verità. Noi cerchiamo sempre di parlare di politica senza mai riuscirci. Grazie. E a questo punto proseguiamo su questa linea. Bravissima. Io nelle scorse puntate le ho chiesto anche quali sono le sue iniziative. Bucce si dice, sai in italiano. Cosa? Le bucce settimane, no scorse. Quello del dialetto, parliamo in italiano se no la gente non capisce altro. Cerca di parlare. Certo. Nelle bucce settimane precedenti, sì, abbiamo parlato di Natale, elencando tutte quante le vostre iniziative nel comune, ma non le ho chiesto, ad esempio, lei come passa il Natale in casa? Tasi, sta familiarmente tasi. Ma perché cos'è? Tasi, come moglie che diventa matta per Natale, e si eccita con Natale, ora tira fuori tutte i tatari, quindi si a casa del tatare. Cosa tira fuori, scusi? Tatare. Dicesi tatara, oggetto inutile che le femmine mettono insieme alle mense e tutte le librerie, tutti i calci piani delle case. Tipo le bomboniere. Esatto, i pieni di tatare, che dopo le femmine si lamenta anche perché a spolverare, si pieni di tatare, che io abbia messo in mezzanotte. Va bene, l'assessore, però io capisco anche sua moglie, l'entusiasmo, insomma è Natale. E appare Elsa de Frozen. Vabbè. Però insomma sono anche belle le case addobbate, no? Ecco, addobbate, in dialetto invece come si dice? Adobbae, ecco, questo spiega esattamente il spirito natalizio a casa mia, adobbae. Vabbè, ma insomma, alle volte basta anche veramente molto poco, lo dico anche a casa, senza dover ricorrere a tutte queste tatare, bastano 4 lucette molto semplici. Ah sì, molto semplici? Se tanto che non ti vengono fare le lucette di Natale, ti dimmi la verità. Beh, un po' sì, in effetti sì. E ora una volta che avevamo spago tutto in cattegliare quelle lucette che era che baiotte, sai, quei bianche e rosse, dai, che si scolorivano. Sì. Adesso ti staccati queste paretti pieni di luce, che sia luce bianca, luce calda, luce soffusa, luce intermittente, luce LED, luce tradizionale, e che sia luce con i pannelli solari. È difficile scegliere, Possibile scegliere. Ieri in 40 uomini, seguiamo contai, tutti disperati, come dei signoti a guardare sta parete di luci, cosa che crompo a mia moglie. E alla fine cosa avete preso? Una a caso? Come una a caso? Una a caso che porta a casa una a caso, tanto sapevo che non andava bene. Ecco. Perché tanto fa apposta a mandarti te, perché è una scusa in più per dirti parole, no? Certo. Non ti che mia capire che ti che dito. Come faccio a capire? E fa per andare dal commesso a lamentarsi, visto che il mondo è mio marito che sbaglia luce in Castellano. Va bene. Allora, che dire, io sarei anche felice di ascoltare la versione di sua moglie. Comunque, detto ciò, mi rendo anche conto, insomma, che sia complicato addobbare. Basterebbe veramente molto poco. Così come altre piccole iniziative, immagino che non sia solo questo a casa sua il Natale. A casa mia l'unica roba che mi piace fare è il calendario dell'evento. Quello che tengo proprio. Che cos'è il calendario? Il calendario dell'evento. Evento? Quale evento? È Natale.
Avvento. Senz'altro. No, dice calendario dell'evento, calendario dell'avvento. Avvento. Pensavo che io avessi sbagliato a scrivere. No, è giusto, è corretto avvento. È corretto avvento. Allora, di solito noi teccati che esportate del cartone. Che c'è dentro il dolcetto, no? La caramellina piuttosto che il cioccolatino, se è chiaro. Io con un gruppo di amici abbiamo inventato il calendario dell'avvento veneto. Abbiamo chiamato il calendario dell'Aveneto. Com'è? Con prodotti tipici veneti, altro che cioccolatini. C'è dei dolcetti veneti. Che dolcetti, soppressa, ossocoio, brulè, graspa, sarda in saor, tutti i prodotti tipici veneti che ho messo. Se cattiamo il 1° dicembre, entro mezzanotte, abbiamo già mangiato tutte le case fino al 24. Scusa, le mangiate tutte e poi per gli altri 24 giorni? Digerimo quello che abbiamo mangiato il 1° dicembre. Va bene, grazie, è tutto per quest'oggi. Un saluto a tutti voi in studio. Buon Natale. Buona Veneto a tutti. Poi mi piace sempre contare le barzellette, no? A Natale, sì, immagino. Contiamo molto del buio. Sì, mentre mangiate, è chiaro, sì. Tipo ieri io ho contato questa ai miei amici. Sai cosa che te dici, cosa che ti rispondi i contadini quando che te dici chi va a sistemare l'orto? No. E ti dice, lo sappiamo! Lo sappiamo. Lo sappiamo perché va a saperlo. No? Lo sappiamo. Io che lo sa, sì, lo sappiamo, sì, che sapere, lo so anch'io, lo so anch'io. Sapere. Allora salutiamo Marco e Pippo, ovviamente Gaetano, che ritroverete tutte le sere prima delle nostre programmazioni serali ovviamente. Allora avete visto, ospite l'assessore all'agricoltura, la caccia e la pesca della Regione Veneto Giuseppe Pan, e come avevo accennato prima abbiamo molte cose e tantissime cose da chiederle. E io inizierei andando a vedere un po' la tabella dell'agricoltura in Veneto, se la regia mette la nostra tabella, così anche per capire un attimino quanto terreno è coltivabile, quanto terreno, eccoli, guardate, dunque in Veneto ci sono 1.834.500 ettari, praticamente abbiamo fatto un conto, non vorrei sbagliare, quasi 800.000, sì. No, facendo un conto così, assessore Pan, lo facevamo oggi con Dennis che aveva preparato le grafiche, più o meno 2,5 milioni di campi da contadini, insomma, ecco, dei sì, campi. un ettaro sono 3 campi di solito. Un ettaro sono 3 campi, sì. Quindi 2 milioni, quindi nel Veneto ci sono 2,5 milioni di campi da coltivare. Poi 781.630 ettari di superficie agricola che è utilizzata, 74.000 aziende agricole, quasi 75.000, 6,4 miliardi di produzione lorda, 6,8 miliardi di export agroalimentare. Sono giusti i dati, sono sono tutti giusti? Sì, la confermo. Diciamo numeri impressionanti della certo. nostra, per quanto riguarda la nostra regione, e lei ne è il responsabile nel senso positivo e ovviamente anche nel senso negativo, augurandoci che sia più senso positivo di tutti questi numeri. Cosa mi dice? Beh, intanto confermo i dati della statistica che hai fatto vedere. La nostra agricoltura è un'agricoltura importante, l'agricoltura veneta è una delle prime per molte filiere di produzione. Ad esempio, siamo i primi produttori di uva e di vino d'Italia. L'Italia è la prima produttrice mondiale. Noi in Veneto produciamo intorno al 36-38% della produzione nazionale, con un export solo nella filiera vitivinicola di 2 miliardi e 200 milioni di euro, producendo 12 milioni e mezzo di ettolitri di vino. Ecco, stiamo vedendo le colline patrimonio dell'UNESCO, insomma. Appunto, questa è stata l'ultima iniziativa che è andata bene in porto grazie anche a un lavoro decennale del nostro presidente Luca Zaia e dello staff, diciamo, anche di cui ho fatto parte il sottoscritto e i nostri tecnici che hanno lavorato veramente molto bene. Poi, mi scusi se la interrompo, è per ricordare che lei è stato proprio tornato ieri dalla Cina, sì, e dove ha presentato i vini veneti. Sì, noi abbiamo fatto un focus proprio nella città di Xi'an, che tra l'altro sarà gemellata con Padova, con la città di Padova. Xi'an è l'antica capitale prima di Pechino, siamo una città dove sono praticamente state migliaia di anni di dinastie di imperatori, e abbiamo presentato a 90 tra business buyers e giornalisti del settore i più importanti della Cina i nostri prodotti. Abbiamo presentato il Prosecco
e il consorzio del tutto Prosecco, del Soave e dell'Amarone, che stanno Poi andando parleremo molto in bene. maniera più approfondita perché ho anche un servizio sul vino, Sì. quindi ne parleremo in maniera più approfondita. Sì, oltre alla filiera del vino che le ho detto a questi numeri, 100.000 ettari di vigneto, abbiamo poi anche le altre filiere importanti, siamo i secondi e terzi produttori di carne, di latte e di formaggi, siamo tra i primi produttori di alcune produzioni ortofrutticole, dopo la filiera del vino che vale quello che le ho detto, c'è 1 miliardo che balla di 6 miliardi e mezzo sull'ortofrutta, quindi siamo i primi per radicchio, i primi per l'aglio, i primi per le patate e per molte altre produzioni importanti, le insalate, ad esempio gli asparagi, quindi abbiamo un'agricoltura molto effervescente da questo punto di vista e naturalmente poi sui prodotti a marchio, noi siamo tra le prime regioni d'Italia per prodotti certificati, quindi le nostre DOP, le nostre IGP, i nostri DOC di OCG, ma anche le cosiddette piccole produzioni, siamo più di 356 prodotti tipici della nostra regione, quindi uno spaccato importante che naturalmente va a integrarsi con le grandi produzioni cerealicole, di soia, cioè delle commodities cosiddette dell'agricoltura che naturalmente vengono trasformate dalla nostra agroindustria, siamo intorno quasi alle 5.000 aziende di trasformazione agroindustriale, dalle più grandi che ha 50.000 dipendenti fino alle più piccole, e quindi 6 miliardi e 8 di export agroalimentare fanno dell'agricoltura veneta una delle parti trainanti dell'economia della nostra regione. Quasi un terzo dell'economia regionale è sul primario, perché consideri qui i numeri dell'agroalimentare e dell'agricoltura produttiva, ma se consideriamo la meccanica agricola, i condoterzisti, la chimica, tutti coloro che ruotano intorno a questo mondo, diciamo che tutti quelli che costruiscono e fanno è un bel da fare. E quindi l'assessore Pan cosa deve fare per tutto questo movimento? Guardi, cosa fa per tutto questo movimento? E faccio questo preambolo per collegarmi all'assessore Pan con l'Europa, perché è determinante l'aiuto dell'Europa, visto che noi diamo tanto all'Europa. L'Europa cosa dà a noi in modo di ricavarne qualcosa anche economicamente? Beh, guardi, come tutti sanno, tutti parlano di PAC, che è la politica agricola comunitaria. Per spiegare come funziona questo sistema farò due cose molto semplici in modo che anche il pubblico che non è del settore capisca. Io gestisco due cose che sono il primo pilastro e il secondo pilastro della politica agricola comunitaria. Il primo pilastro sono gli cosiddetti aiuti diretti, cioè sono gli aiuti che vanno alla proprietà. Dico 1 a 100 ettari, gli arriva una determinata cifra appunto perché sei proprietario di un terreno agricolo, di quella SAU agricola che noi abbiamo vista prima. Ci può dire che la cifra che gli viene data? Beh, più o meno, guardi, a un agricoltore a ettaro vengono dati dai 400 ai 450, 600 euro a ettaro in base a diversi parametri. Mettiamo che in base anche alla coltivazione? Alla coltivazione e al tipo di azienda agricola. E poi abbiamo il secondo cosiddetto pilastro che è il piano di sviluppo rurale e ogni regione ha il proprio piano, il proprio budget. Noi in Veneto gestiamo 1 miliardo e 200 milioni circa in 5 anni di programmazione, perché la programmazione agricola si fa in 5 anni perché non è una cosa che si inventa da sera alla mattina, ma c'è una programmazione che parte prima dei 5 anni e finisce 1 anno o 2 dopo i 5, quindi inizialmente il range è di 7 anni. E in questi 5 anni noi abbiamo investito appunto su questo piano di sviluppo rurale questa cifra. Qui siamo la prima regione per investimenti e la prima regione per spesa in programma europeo in Italia. Noi non restituiamo un euro in Europa, anzi avremo bisogno forse del doppio dei fondi che ci danno. Ma detto questo, quanto dà l'Europa alla Regione Veneto per quanto riguarda il movimento che lei ci ha appena spiegato? Questo 1 miliardo e 200 milioni sono così suddivisi, faccia conto un 60% sono fondi europei, un 20% dello Stato e un 20% della Regione. Noi in 5 anni solo come Regione abbiamo messo 250 milioni regionali. Ecco, ma questi soldi vanno solo per la produttività dell'agricoltura o anche per le grandi evenienze come i danni? No, allora, questi soldi vengono divisi in diversi bandi. Noi abbiamo un programma appunto quinquennale con emissione di bandi ogni 3 mesi,
abbiamo fatto questo programma all'inizio della mia delega e diciamo, vengono divisi in diversi focus area, così le vengono definiti. Abbiamo praticamente investimenti cosiddetti la misura 4, esempio, è la misura sugli investimenti diretti, quindi se lei deve acquistare un trattore, sistemare l'azienda, Certo. una tecnologia, eccetera. Poi ci sono la misura 6, che esempio molto gettonata, è quella del primo insediamento, cioè portare i giovani in agricoltura. Noi diamo 40.000 euro a fondo perduto per ogni giovane che voglia aprire un'attività in agricoltura, che abbia dai 18 ai 40 anni. E come deve farlo? Cioè, io voglio aprire, facciamo un esempio pratico in modo che la gente capisca. Io voglio aprire un'azienda agricola, ho bisogno di sostentamento, per avere dei soldi, che garanzie vuole lei, Regione Allora, Veneto? lei deve essere intanto un ragazzo dai 18 ai 40 anni. Uno deve avere al minimo o un terreno in affitto, noi lavoriamo terra, quindi o di proprietà. Deve comunque iscriversi a questo bando, essere agricoltore a titolo principale, IAP, cioè vuol dire che tu fai solo quel lavoro, non è che tu fai l'operaio o il dirigente e poi alla sera ti inventi agricoltore, devi farlo come attività principale. E in base a tutta una serie di selezioni di questo bando ti vengono dati questi 40.000 euro, più hai la capacità. Scusi, è importante, Assessore, la proprietà, cioè quanto terreno ho per avere questi soldi? Devi avere un minimo, di qualche, mi pare, adesso vado a ricordo, mi sembra un ettaro sia il minimo indispensabile. Cioè se io ho 3 campi posso avere 40.000 euro dall'azienda. Certo. E più hai la via preferenziale per accedere alla misura degli investimenti che le dicevo prima, cioè praticamente il ragazzo va fa la domanda, prende questi soldi, in più gli diamo i soldi per l'acquisizione della tecnologia di cui ha bisogno. Una volta o una volta all'anno questo? Una sola volta nella vita, cioè non è che ogni giorno poi mi fai questo, certo. Cioè tu ti faccio partire una volta, ad esempio ho ragazzi che hanno aperto agriturismo, perché noi non è solo la coltivazione, poi fattorie didattiche, poi un vigneto, poi... Scusi, Assessore, se io apro un agriturismo, facciamo una ragionamento diverso, un bed and breakfast. No, il bed and breakfast con noi non c'entra. Che per poterlo avere e renderlo, cerco di fare un passaggio, per poterlo portare ad agriturismo, cioè io apro un bed and breakfast, non c'entra lei, poi lo porto ad agriturismo, poi ho 2 campi attorno, chiedo a lei 40.000 euro, lei me li dà? Non è proprio così. Ha capito? Ho semplificato, perché c'è anche questo giochetto che tanti fanno. No, non è proprio così, bisogna che comunque l'agriturismo, col bed and breakfast noi non c'entriamo nulla. Non può partire da là, lei deve partire già avendo un'azienda agricola con propria attività già instaurata, in cui lei fa richiesta di essere agriturismo, nel senso di avere poi delle stanze dove far dormire gli ospiti, avere un posto dove farli mangiare. Era per questo che ero partito. Certi fanno il bed and breakfast, lo passano agriturismo. Ma non la raccontano così a lei, la fanno così però. Ma non è così, non è così. E poi deve all'interno di questo agriturismo far consumare agli avventori il minimo il 60% dei prodotti propri. Certo. Ecco, giusto. E questa è una delle, ritornando al piano di sviluppo rurale, è una comunque delle importanti interventi che noi facciamo. Più di 6.500 giovani negli ultimi 5 anni sono partiti con attività differenti, adesso dal riso, il tabacco, poi spaziamo all'ortofrutta. Mica pochi, dico. No. Infatti siamo uno dei pochi comparti, forse l'unico economico di questa regione, dove noi investiamo sui giovani. Perché magari l'industria e il commercio non lo fa, lei non troverà bandi sui giovani in altre parti, no? Perché noi abbiamo il problema che comunque abbiamo una classe d'età molto avanzata nelle aziende agricole, ci siamo posti il problema della sostituzione generazionale, perché altrimenti già è un lavoro che poi non è così semplice, è un lavoro ancora pesante, è un lavoro che comunque è socialmente indispensabile, perché mantenere un'azienda agricola significa mantenere il paesaggio, mantenere puliti i campi, mantenere pulite i nostri ambienti, quindi è anche un lavoro ambientale importante, e quindi noi investiamo molto anche su questo.
Ecco, però c'è anche una cosa da dire, che se c'è questo cambiamento, ovviamente è un cambiamento che voi avete iniziato dando dei contributi ovviamente a questi giovani e avendo questi numeri, ovviamente avete già ottenuto dei risultati importanti Certo, certo. per quanto riguarda la Regione Veneto, Sì, no, noi di ragazzi infatti, giovani che praticano. le dicevo, siamo la prima regione italiana che naturalmente ha fatto tutto questo, perché non per portare via gli altri, dire siamo i primi della classe, Certo. ma perché abbiamo una struttura autonoma, molto autonoma sull'agricoltura. Senta, ho visto la pubblicità, prima la pubblicità, ma uno che fa questo lavoro, io ho sentito tanti agricoltori lamentarsi perché ovviamente la loro merce è valutata poco all'inizio, all'ingrosso, perché poi c'è il mercato, c'è il negoziante, c'è il rappresentante e via discorrendo, ma ci si guadagna oppure si fa la fame? Perché quasi tutti quelli che abbiamo sentito dicono: ma pensa a te, per un chilo di ciliegie me le pagano €1, poi le trovi al mercato a 11 euro, tanto per fare un esempio. Ho fatto un esempio, è un eccesso. Questo è nelle normali cose, quindi chi fa i soldi con qualsiasi prodotto che venga fatto a questo mondo è il commerciante, chi Ecco, li ma vende, chi produce non è chi ha li un utile produce. questo? Dipende, c'è chi ha, dipende dalle filiere dei prodotti. Se le parlo del vino posso dire che ci sono parecchi utili, Beh, se le parlo dell'ortofrutta alcuni settori sono inutili e altri sono a pareggio. Se parliamo di cereali, ahimè, cominciano i pianti, perché quindi, purtroppo abbiamo le concorrenze estere che e quindi ci in virtù di uccidono. questo, quello che fa i cereali, che è meno utile, sono bisogno che il cereale avrà più diciamo, contributi da parte della regione che uno che fa il vino che ci guadagna di più? No, noi i contributi sul primo pilastro sono uguali per tutti. No, quelli in generale dico. Se io, guardi, se io coltivo vino ho un guadagno, come diceva lei, ho un guadagno. Se io faccio i cereali io ne ho poco. Va al pareggio forse. Allora io cerco, adesso non tutti possono avere i vigneti perché anche lì c'è una regolamentazione. Certo. Allora io però che devo fare i cereali che sono utili anche quelli, se ci rimetto, per chi mi li fa fare? Lascio il campo così com'è? Bisogna saper diversificare l'azienda, che significa che lei non può attestarsi su un'unica produzione. Perché E quindi devo trovare l'alternativa. Ci deve essere, allora lei deve puntare intanto sulla riduzione delle spese in azienda, ridurre gli sprechi, anche quelli a volte che si fanno nella coltivazione stessa, e il vero segreto è diversificare la produzione. Beh, lei pensi che oggi, come diceva lei, il vino, che è un prodotto ovviamente di grande successo, di grande economia per quanto riguarda il Veneto, nella regione sud del Veneto, perché una volta il Prosecco era solo Valdobbiadene, nella zona adesso lo fanno anche a Rovigo. Il Prosecco è una DOC che può essere fatta su 9 province, quindi dalla provincia è l'unica che è esclusa in Veneto è Verona, perché naturalmente hanno l'Amarone e altre cose, ma tutte le altre possono farlo. Ha detto, ma facciamo anche noi, ha detto a Rovigo, il Prosecco. Lo fanno. Lo fanno perché guadagniamo qualcosina. Sono diversificati, perché prima a Rovigo, ad esempio, che è la nostra punta di diamante per quanto riguarda i cereali, la soia, il riso e le orticole, pensi l'usia, ad esempio mi viene in mente l'usia, l'aglio, l'insalata, eccetera, quando queste vanno in crisi per motivi legati al mercato, come può andare in crisi altre filiere, puntano sulla diversificazione. Se uno ha 100 ettari e fa una cosa solo, è chiaro che è impiccato, rischia sicuramente. Rischia molto di più. Allora hanno fatto anche loro il Prosecco, e così succede che abbiamo Prosecco in 9 città. Il vino fortunatamente sta avendo ancora delle percentuali di crescita sui mercati internazionali, e quindi all'agricoltore serve per avere comunque un reddito stabile. Poi naturalmente, come gli ho detto, i cereali, purtroppo le grandi commodities, noi le chiamiamo così, sono legate ai prezzi dei mercati internazionali. Il prezzo del grano turco, del frumento, lo fa la borsa di Chicago, quindi lei capisce che se va in Canada, va negli Stati Uniti o in Sud America, lei trova estensioni di grano che a noi, cioè che sono grandi 10 volte l'Italia, lei immagini noi cosa possiamo andare. Quindi allora bisognerebbe coltivare, diciamo, negli ortaggi o tant'altro, guardare più alla qualità. Guardi, più si ci specializza, e significa che ci specializziamo su una cultura che diventa poi una nicchia.
non so, le faccio l'esempio del radicchio, dell'insalata di qualità, Sì, beh, il biologico. Però se fa Cioè, per esempio se il radicchio trevigiano, starci dietro c'è tanto lavoro, perché lì bisogna avere le vasche, insomma c'è da lavorarci lì, quindi... Sì, quello che stavo dicendo io, più uno lavora più guadagna, ma è chiaro che la coltivazione più semplice è quella del frumento, che lei una volta seminato e fatto resta lì fino più o meno al raccolto. È chiaro che il lavoro è diverso anche, no? Quindi finché hai quello, tu sai che quello è il prezzo determinato e qui là. Se tu fai delle orticole specializzate, cominci le serre, poi dalle serre comunque sei all'interno di un sistema che fa la trasformazione dei prodotti, che quindi arrivi alla terza, quarta gamma, e quindi significa imbustamento, le insalatine lavate, preparate, cioè tu sei in mezzo a una così organizzazione di coltivatori o di produttori, i prezzi cambiano, quindi cioè è chiaro che il lavoro, c'è più lavoro da fare. Più lavoro da fare, sicuramente. Noi andiamo un attimo in pubblicità e poi torneremo con l'assessore Pan per parlare di tante altre cose. Tra poco rimanete con noi.